Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo con le nostre sibille interattive una bella domandina alle sibille, se la nostra storia o relazione riprenderà. Quindi faremo tre bei mazzettini e voi dovrete scegliere o il mazzetto numero 1 o il mazzetto numero 2 o il mazzetto numero 3. Quindi iniziamo con il mischiare le nostre sibille, chiacchierine e vediamo cosa ci vogliono raccontare oggi. Bene, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, tre bei mazzettini, mettiamo via il mazzo principale, vedete cari amici e amiche, che mi seguite sempre sul canale del Marietto Veneziano, vedete tre mazzettini, il mazzettino numero 1, il mazzettino numero 2 e il mazzettino numero 3. Ripeto, 3, 2, 1. Concentratevi bene, se volete potete anche fermare il video, respirate profondamente e scegliete o il mazzettino numero 1 o il mazzettino numero 2 o il mazzettino numero 3. Alla domanda la nostra storia riprenderà. Concentratevi bene per le vostre sibille chiacchierine. Adesso sposto i primi mazzetti e iniziamo col mazzetto principale, il numero 1 in questo caso qua. E vediamo cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Belvedere, costanza, stanza, falsità e casa. Ripeto, belvedere, costanza, stanza, falsità e casa. Vedete cari amiche e amici? Quindi alla domanda la nostra storia riprenderà, vediamo che noi siamo in attesa, abbiamo una bella costanza, abbiamo voglia di impegnarci, di aspettare, cerchiamo di fare tutto il possibile con la stanza, di creare l'ambiente giusto, tutte le possibilità, però vediamo che a parte sua c'è qualche traballamento con falsità, però in fondo c'è la casa, questa intimità, questa voglia di vivere, che con la stanza e con la costanza praticamente direi che la nostra storia si riprenderà proprio perché in fondo abbiamo la casa, che aprendo con Belvedere tutto quello che è in mezzo lo fa in un certo senso consolidare. Poi abbiamo costanza e quindi automaticamente siamo delle persone che noi non abbiamo fretta, vogliamo in un certo senso lavorare bene per questa storia e vogliamo fare in modo che la cosa possa riprendere la, il vento da una parte buona, cioè praticamente vogliamo rifar rifiorire tutto, perché con la costanza siamo sicuri che noi non sbagliamo e poi vediamo che è seguita la stanza e quindi praticamente ce la stiamo tessendo tutto in modo che la cosa vada nella direzione giusta e finale la casa, non ci sono dubbi. Per il primo mazzetto direi che la cosa riprenderà, sarà una cosa molto 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 positiva. Attenzione solamente che c'è un pochettino di traballamento con falsità, però il gatto è anche un gatto fedele alla casa, quindi chiudendo con la casa il gatto è vero che è un attimino traballante, ma a lui gli piace, gli piacete, perché c'è la casa. Quindi non sempre il gatto è segno di doppiaggine, lui vuole bene alla casa, a voi, quello che rappresentate. Bene cari amici, passiamo al mazzetto numero 2. Quindi chi ha scelto mazzetto numero 1 delle sibille chiacchierine ha scelto per il momento che la storia riprenderà. Mazzetto numero 2. Gelosia, superbia, domestico, la riunione e gran consolazione. Vediamo bene, ancora, gelosia, superbia, domestico, la riunione, gran consolazione. Quindi anche qui vediamo che siamo partiti un pochettino col piede traballante perché la nostra storia, la nostra relazione è stata un po' impregnata di vibrazioni di gelosia e un po' di superbia. Però abbiamo avuto qualcuno che ha lavorato bene e che è stato servizievole con domestico e quindi ha portato e sta portando questo lavoro nella direzione giusta alla riunione e alla fine noi saremo premiati con la gran consolazione. Quindi i nostri sogni, lavorati con la riunione e col domestico, hanno in un certo senso cancellato
la gelosia e la superbia, senza neanche rendercene conto. Quindi anche col secondo mazzetto, la conclusione, riunione e gran consolazione, penso che sicuramente ci saranno delle evoluzioni positive. Chiaramente bisogna anche un po' cancellare la superbia e la gelosia, però saremo aiutati da una persona o da un'entità molto positiva, il domestico, che è una persona che lavora sempre fedele ed è sempre piena di energia, perché è una persona giovane che ci vuole sostenere in questa operazione di riunione, in questa nostra storia. E anche per il secondo mazzetto io sono propenso a dire che la cosa andrà sicuramente nella direzione che noi speriamo. Dobbiamo solamente un po' abbassare la gelosia e un pochettino le nostre arie. Però vediamo che nel superbi, appunto, c'è questo muro che è come uno spartiacque, e con l'aiuto del domestico ce la faremo ad avere questa riunione e avremo una gran consolazione. Quindi anche col secondo mazzetto il vostro Marietto veneziano vede che le cose possono andare nella direzione giusta. E adesso vediamo il terzo mazzetto. I primi due li abbiamo visti, quindi abbiamo visto che è qualcosa di veramente che può andare bene. Il terzo mazzetto è vecchia signora, denaro, morte, allegria e sacerdote. Com'è che sarà questa nostra storia, se riprenderà? Allora, qui vediamo qualcosina un po' di più serio, di qualcosa di più posato, perché vediamo la vecchia signora che è simbolo di grande esperienza, di grande visione, di tranquillità emotiva, nel senso che sa come muoversi, sa cosa fare. Poi vediamo denaro, quindi c'è in gioco anche, in un certo senso, delle cose materiali che possono influenzare perché lui possa ritornare, magari un lavoro, magari un'attività, magari un viaggio, insomma qualcosa che attiri questa riunione, però vediamo che lui o lei deve lasciare qualcosa, verrà tagliato nel senso che è attaccato qualcosa che morirà dentro di lui, qualcosa che magari potrebbe essere la relazione con qualcuno, se uno, o qualcuna, se uno. E vediamo che alla fine uscirà allegria e in chiusura gran sacerdote. Il sacerdote, giurista o personaggio di intelligenza e di equilibrio e di onestà. Quindi il sacerdote è un simbolo di equilibrio, onestà, lungimiranza, che con pazienza vecchia signora non possiamo altro che dire che la cosa sicuramente andrà nella giusta direzione, anche se o lui o lei è quella che noi vogliamo riprendere nella nostra vita, nella nostra storia, dovrà in un certo senso tagliare nettamente, perché vediamo la morte in mezzo. Quindi in questo nostro lavoro, grande job, questa grande tessitura, noi vediamo che a un certo punto o lui o lei dovrà tagliare qualcosa di grosso, ma alla fine questo taglio sarà vincente, perché noi avremo dell'allegria e saremo guidati da una mano che è molto, 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 come si dice, intelligente, equilibrata, saggia. Bene, anche col terzo mazzetto io direi che la cosa può andare molto, molto bene nella giusta direzione. Certo, ci vuole un po' di pazienza, come in ogni cosa. Quindi riprendiamo. Il primo mazzetto delle nostre sibille chiacchierine è molto positivo. Il secondo mazzetto ci vuole un po' di impegno, bisogna stare attenti. E il terzo mazzetto direi che con l'aiuto del sacerdote in finale e la Gran Signora in partenza, le nostre sibille chiacchierine ci danno un nuovo stimolo, una nuova sicurezza, una nuova garanzia che la cosa vada in porto. Quindi la nostra storia riprenderà molto probabilmente, anche se, come avete visto, ci sarà un piccolo taglio un po' forte da attendersi, da vedere, insomma, da prendere in considerazione. Bene, cari amici delle Sibille Interattive e del vostro Marietto Veneziano, grazie di avermi seguito fino a qui. Quindi vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale di Ildegarda e del Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui social, Facebook, Twitter, quant'altro, e se volete potete anche andare nel sito ilcapitano.altervista.org a scaricare gratuitamente i vari ebook che sono inseriti.
Grazie e alla prossima.